Domenica un appuntamento importante, la giornata per la vita, tante le manifestazioni anche ad Agrigento sulla riga delle manifestazioni nazionali, una giornata sicuramente importante che si svolgerà come? Allora, innanzitutto devo precisare che è la 42esima giornata per la vita, è una giornata che viene svolta in difesa della vita, questa vita che è strapazzata, vituperata, abbandonata, noi dobbiamo difenderla, anche perché dobbiamo ricordarci che la vita è un dono di Dio e come tale va salvata. Noi come Centro di Aiuto alla Vita, quindi come volontariato, noi siamo ad Agrigento. Da 20 anni che lavoriamo e operiamo, abbiamo salvato oltre 1100 bambini da una morte sicura. Cosa facciamo? Accogliamo le donne, quelle che sono in difficoltà, la ragazza incinta giovane, le famiglie numerose che hanno già 4 figli e hanno difficoltà a sostenere il quinto. Noi ci siamo con tutti gli aiuti possibili ed immaginabili, il sostegno economico, il banco alimentare, facciamo la spesa, compriamo i vestitini per i bambini e ci siamo sempre sulla breccia e dobbiamo ringraziare il Dio che ci dà questa forza e soprattutto la provvidenza, la Chiesa che ci ospita, dove noi ogni giovedì facciamo accoglienza. Recentemente alcuni dati statistici danno purtroppo il fenomeno in aumento, anche ad Agrigento? No, devo dire che ad Agrigento naturalmente esiste l'aborto, il San Giovanni di Dio, l'ospedale lo pratica, però devo dire che c'è stato un rallentamento del flusso e noi invitiamo sempre le donne a pensarci, a riflettere, ad avere questo dono che Dio ci dà ed avere l'accoglienza per il figlio, perché il figlio è un bene prezioso.